Tracciare un bilancio dei trapianti d'organi in Sardegna, attività che fa capo all'azienda Abruzzo di Cagliari, unico centro abilitato nell'isola. È stato questo l'obiettivo dell'incontro tra l'assessore regionale alla sanità Mario Nieddu, il commissario dell'azienda Abruzzo Paolo Cannas e Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Siamo molto felici di ospitare oggi la visita del dottor Cardillo, responsabile del Centro Nazionale Trapianti, in un momento in cui possiamo dare anche delle buone notizie, che sono l'aumento ovviamente della capacità del sistema Sardegna di contribuire al sistema nazionale riguardo alle donazioni d'organi. Le problematiche che ci sono state fino ad oggi sono parzialmente superate e contiamo di superare ulteriormente anche l'ultima criticità legata magari ai fondi, visto che nell'Omnibus ci sono risorse aggiuntive regionali che potrebbero essere destinate a questa attività. E con questo contiamo di migliorare ulteriormente la capacità del sistema Sardegna di contribuire al sistema nazionale trapianti. Al Abruzzo si è passati dai 62 trapianti del 2017 ai 67 del 2018, ai 79 del 2019, mentre nel 2020 sono stati 61. Il primo semestre del 2021 ha toccato quota 49. È un'organizzazione moderna, nuova, che ci vede come dire, doverci affiancare e a modernizzare proprio sul tipo di organizzazione che vede tre fasi di attività. Una è il procurement, dove ci sono le segnalazioni. L'altra è la fase del prelievo, cioè andare in giro dove ci sono le segnalazioni e quindi recuperare gli organi che vengono messi a disposizione della rete nazionale e poi regionale o viceversa. L'ultima è la fase chirurgica. Queste tre linee di attività sono strategiche, vanno trattate allo stesso modo e i numeri ovviamente sono in crescita e questo ci rende orgogliosi, ci fa guardare con fiducia al futuro perché vogliamo migliorare, c'è la possibilità di migliorare, però siamo contenti del lavoro che è stato fatto fino adesso.